Ciao ragazzi, benvenuti a Legnago, dove sta per andare in scena la festa di San Martín e dei Sapori, una celebrazione autunnale della fine della stagione agricola con tutti i temi che sono ricorrenti di questa stagione, quindi pensiamo alle castagne, alle caldaroste, ma pensiamo anche alla figura del santo che dona il proprio mantello al povero, perché questo dice la leggenda. Pensiamo ai contadini costretti al trasloco forzato del podere del padrone, da cui l'origine del Far San Martín, il trasloco. Insomma, un evento carico di significati culturali che rivivremo proprio in questa manifestazione, nella Festa dei Sapori di San Martín, che si svolgerà qui nella centrale Piazza Garibaldi dall'8 all'11 novembre. Ma di questo vi parlerò diffusamente nei prossimi giorni. L'edizione di quest'anno cade in un anno particolarmente significativo per Legnago, perché vengono celebrati i 200 anni dalla scomparsa di Antonio Salieri, il maestro dei maestri, perché fu mentore dei più grandi nomi della musica classica a livello europeo, come Beethoven, Franz Liszt, Schubert, Hummel e ovviamente lo stesso Wolfgang Amadeus Mozart. Perché ve ne parlo? Perché esiste un collegamento diretto tra la festa e il Salieri, ed è un collegamento forte, intenso e a tratti anche insospettabili, come tra poco sentirete. Perciò prima è giusto partire dalla sua storia. Andiamo. Antonio Salieri, uomo della Bassa Veronese, uomo di Legnago, uomo dell'Adesi, uomo delle nebbie, ma anche uomo che per più di mezzo secolo lavorò alla corte imperiale asburgica, forgiando l'anima creativa dei compositori che vi ho appena citato. Ma la sua passione per la musica nacque proprio qui, nella sua terra natale, e nacque in famiglia, perché la prima persona che fece innamorare Antonio della musica fu suo fratello maggiore, Francesco, che lui seguiva di nascosto da piccolino quando veniva chiamato a suonare nelle feste o nelle ricorrenze qui a Legnago oppure nei dintorni. Perché per Antonio Salieri la musica era un fuoco che sentiva dentro, era una musa ispiratrice che caratterizzerà tutta la sua vita, che ebbe una prima importante svolta quando a 13 anni, quindi giovanissimo, perse entrambi i genitori e fu accolto a Venezia dalla famiglia dei Mocenigo, una famiglia ricca, potente, ma molto generosa con persone e artisti dotati di talento. Fu lì a Venezia che cominciò a studiare seriamente musica. E lì avvenne anche la seconda svolta, perché incontrò Leopold Florian Gassmann, Kapellmeister, direttore d'orchestra, alla corte imperiale degli Asburgo, dove lo introdusse. Lui si presentò proprio dinanzi all'imperatore all'epoca e venne presentato come un giovanissimo dotato di un grande talento. Un talento che poi per l'appunto rivelò nel corso degli anni, nel corso dei decenni, sia a livello compositivo con le tantissime opere che non soltanto scrisse ma anche fece rappresentare, ma anche didattico, annoverando tra i suoi allievi figure di primo piano che poi diventeranno parte di quell'elite mortale della musica classica che tutti noi ancora oggi ascoltiamo. Ecco perché Salieri si può definire il maestro dei maestri. E qui a Legnago c'è un luogo dove si possono ancora ammirare dei suoi manoscritti. Questo è l'ultimo pezzo di Salieri, relativo a Salieri, che il museo ha acquisito. Un ritrovamento importante sul mercato antiquario, la partitura completa dell'opera Le Danaïdes, l'opera che dà la celebrità europea a Salieri perché viene messa in scena a Parigi. E questa partitura, questa edizione è del 1792. Però qui si possono trovare anche altri cimeli appartenuti al compositore, pezzi unici. Sì, direi che questo è il luogo dove è l'unico luogo a Legnago dove si possono trovare dei pezzi che risalgono a Salieri. Abbiamo altri libretti d'opera, in particolare ne citerei due. Il libretto dell'Europa riconosciuta, che è l'opera che Salieri compone per l'inaugurazione del Teatro alla Scala, e poi anche il libretto della Scuola dei Gelosi, un'altra opera molto importante, molto divertente anche, recentemente messa in scena proprio qui a Legnago, al Teatro Salieri. Tenevo molto a far vedere questa mappa, è una mappa manoscritta, risale alla metà del Settecento, 1750 circa l'abbiamo datata, e l'abbiamo messa qui, vicino ai cimeli che ricordano Salieri, perché è la Legnago che molto probabilmente Salieri ha visto, era la Legnago in cui lui camminava da bambino prima di lasciare Legnago, ed è un pezzo davvero straordinario dove possiamo ritrovare in tutta la sua importanza, grandezza, la stella della fortezza costruita dai veneziani nel Cinquecento. Salieri, il maestro dei maestri, questa sua grandezza è stata secondo te sufficientemente riconosciuta? È stata
riconosciuta negli ultimi 30 anni e probabilmente ciò che ci ha concesso di riscoprirla è stato proprio quel film tanto criticato, no? Amadeus, proprio quel film che mette sotto una cattiva luce Salieri, ha però permesso anche a Legnago di riscoprirlo. Da quel momento incontri, conferenze, convegni e soprattutto la sua musica suonata nel teatro ci ha concesso di davvero riscoprire questo personaggio. E come dico sempre io, lui era il vero grande musicista europeo durante la sua vita, molto più importante di Mozart. Quello che è accaduto dopo, naturalmente, è appunto accaduto dopo. Legnago non ha mai dimenticato la grandezza del suo enorme personaggio e la cosa veramente bella è che oggi, ancora oggi, la sua memoria viene celebrata, viene onorata anche dalle nuove generazioni, segno di una esistenza che ha lasciato veramente un segno molto profondo nella storia locale, ma ovviamente non solo. Gli allievi dell'Istituto Medici qui di Legnago, una scuola superiore, hanno realizzato sul Salieri 2 bellissime pubblicazioni. La prima racconta proprio la vita di Antonio Salieri, dalle umili origini fino ai fasti viennesi, passando attraverso una serie di aneddoti che ben difficilmente si trovano nei libri di storia. La seconda pubblicazione invece è veramente simpatica, anche avveniristica se vogliamo, perché è un vero e proprio fumetto realizzato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, realizzato in un linguaggio che è molto appetibile anche per i più giovani. Insomma, si tratta di un'iniziativa che rende merito non soltanto al Salieri per tutto quello che ha fatto, ma soprattutto a chi, come i giovani dell'Istituto Medici, hanno voluto rendere omaggio a questa figura così importante. L'idea di creare un prodotto, anzi poi 2 prodotti che noi siamo andati a rappresentare, è stata proprio quella di mettere insieme tutte queste competenze. Da un lato le competenze più strettamente accademiche attraverso una ricerca, diciamo così, scientifica, per quanto possa essere dichiarato scientifico un lavoro scolastico, ma dove c'è stato veramente un impegno per far conoscere le modalità con cui si arriva a fare una ricostruzione storica agli studenti. E dall'altra la novità dell'intelligenza artificiale che ci ha consentito velocemente di creare, certamente non senza difficoltà, una storia coerente basata su quelle che erano le ricerche fatte in archivio. Perché avete pensato anche a un fumetto? Ecco, il fumetto semplicemente è un linguaggio giovane ed immediato, tra l'altro fortemente riabilitato dalla cultura, passando da un livello di cultura popolare a un livello di cultura più strettamente accademica, in quanto il nostro fumetto è una vera e propria graphic novel, quindi ci inseriamo all'interno di questo filone ormai collaudato ed entrato nel mainstream culturale, per raggiungere un pubblico più ampio, un pubblico più giovane e certamente anche creare una dimensione laboratoriale che potesse in qualche modo interessare maggiormente anche i nostri studenti. Che hanno preso questa iniziativa in che modo? Cosa è rimasto dentro secondo lei? Ecco, certamente l'iniziativa, al di là di essere fatta attraverso anche strumenti digitali che potrebbero portare una freddezza e allontanare le persone, ha creato una grande sinergia tra docenti e studenti e il valore di questa esperienza è stato proprio al di là del prodotto lungo il percorso, lungo il viaggio, cioè ha consentito ai nostri studenti di creare e gestire un prodotto concreto attraverso il loro lavoro quotidiano, la loro fatica, il loro studio, la vicinanza con i docenti e una guida sicura verso il loro domani, anche incorporando strumenti che sono della contemporaneità come l'intelligenza artificiale. Ma ora veniamo alla festa, alla terza edizione della festa di San Martino e dei Sapori. All'inizio vi ho parlato di questo collegamento tra il Salieri e questo evento ed è realmente così, perché i sapori che potrete ammirare e degustare qui in Piazza Garibaldi saranno gli stessi che erano già presenti ai tempi del Salieri. Basti pensare che il papà e soprattutto il nonno Francesco erano commercianti di prodotti agroalimentari. Ma venendo a noi, pensiamo quindi alla polenta, alle orticole, ai formaggi, alla frutta, al vino, una sorta di fil rouge che unisce le varie epoche e sono il portato di una civiltà rurale e di una cultura agricola lungo l'Adige che si è preservata nel corso dei secoli
e che qui dall'8 all'11 novembre verrà celebrata in maniera particolare, animata, perché non si tratterà soltanto di portare qui banchetti ed espositori, ma soprattutto di vivere un'esperienza. E io ve lo racconterò in anteprima. Del resto, una sinfonia fatta da un'orchestra si compone di tanti contributi. Gli spartiti ve li farò vedere da qui all'8 novembre, quindi continuate a seguirmi.